Pallone d'Oro, presentato da Videotecnica, Y Sport, Centurion, Fax, Luxin. Buonasera a tutti, benvenuti a Villa Bonin, benvenuti al Gran Galà del Pallone d'Oro stagione 2025-2026, l'iniziativa del Giornale di Vicenza e TVA Vicenza a celebrare il calcio vicentino. Edizione dal record, ogni anno ogni record viene battuto, tantissime schede, tantissimi presenti, grazie a tutti di essere qui con noi. Vogliamo mandarvi in pista a ballare o a cena a mangiare presto, quindi saremo super sprint. E dunque chiamiamo subito sul palco a fare un po' gli onori di casa, direi Marino Smiderle, il direttore del Giornale di Vicenza, Francesco Nicoli, direttore generale di Videomedia, e per il Comune di Vicenza l'assessore allo sport Leone Ziglio. Grazie Nicola, buonasera a tutti e davvero grazie per essere qui tutti voi. Mamma mia che anno, anzi che stagione, perché noi malati di calcio, come ricorda Nick Corby, ragioniamo a stagioni, cioè che cominciano ad agosto, settembre e poi finiscono a maggio, giugno. Veramente Vicenza ha finito a marzo quest'anno, ma è un caso. Cito Nick Corby perché anche lui dopo oltre 20 anni è tornato a festeggiare il successo in Premier, con l'Arsenal ha vinto. Ed è destino che in questa stagione alcune squadre con i colori sociali bianco-rossi, qui abbiamo degli autorevoli rappresentanti, abbiano disputato un campionato trionfale, destinato a rimanere nella storia, e quello disputato dai biancorossi del Vicenza, dell'Anerossi Vicenza, è stato semplicemente eccezionale. Non ha vinto il Vicenza, ha stravinto, e dopo le sofferenze degli anni passati, mi ricordo la stagione scorsa del Pallone d'Oro, ecco, eravamo un po', come dire, un po' più tristi, e invece quest'anno ha regalato ai tifosi un campionato senza sofferenze, pieno solo di gioie, coronato da una promozione in B veramente da urlo. Un applauso a tutti, quindi da Renzo a Stefano Rosso, a Fabio Gallo, a Werner Seber, a Giorgio Zamuner, sono qui, al capitano Pippo Costa, a Carraro che è qui con noi, a tutti i giocatori, a tutto lo staff. Che stagione, davvero. Anche per noi del Giornale di Vicenza è stato un piacere raccontarla e scriverla questa stagione. La redazione Sport ha vinto il suo personalissimo campionato, sono contento, facendo un giornale sempre più ricco insieme al web, che con Solo Calcio, i social, la diretta sul sito, l'ha trasformato in una sorta di continuo evento live. Non è semplice fare questo lavoro e farlo bene. Con in più la chicca finale del libro che la incornicia, Imprendibili, un'opera per me davvero imperdibile. Chi se l'è persa forse trova ancora qualche numero. E stasera con il Galà del Calcio e la consegna dei Palloni d'Oro insieme a TVA, sono qui con Francesco Nicoli, chiudiamo questa stagione col botto. Nel ringraziare i colleghi dello sport, dal caposervizio Eugenio Marzotto, al vice Giancarlo Tamiozzo, Paolo Mutterle, alle anime del web sportivo da Nicola Negrini e Nicola Gobbo che è qui che conduce stasera con Andrea Ceroni, e a tutti i collaboratori anche che hanno fatto un lavoro egregio, ai fotografi che tutti ci siamo divertiti ma abbiamo lavorato come dei pazzi. Va ricordato che non è stata solo la stagione col punto esclamativo bianco-rosso. C'è stata anche l'ennesima impresa dell'Arzignano, il presidente Lino Chilise che non smette di strappare superlativi a chi racconta le imprese di una squadra che fa un figurone in Serie C, arrivando in play-off con un budget, come dire, molto molto risicato. Bravi tutti davvero, dall'allenatore Di Donato al DS Mattia Serafini, ai giocatori tutti. Un applauso anche all'Arzignano, se lo merita tutto. Ma questa è la sera che vuole accendere i riflettori sul calcio dilettanti. È stata una stagione entusiasmante per molti e i lettori del Giornale di Vicenza, come ricordava prima Nicola, diciamo con i loro voti, tantissimi voti, e di questo li ringrazio per seguirci con tanta passione, hanno scelto i protagonisti che premieremo stasera con il Pallone d'Oro in tutte le categorie. E ora in alto i cuori e i calici per i brindisi che tutti i premiati meritano, con il pensiero già rivolto alla prossima stagione. Credo che qui ci siano molti che pensano già alla prossima stagione, perché per fortuna, come diceva sempre Nick Corby, c'è sempre una prossima stagione in cui puntare a ripetere i successi o a costruire le rivincite. Grazie, buona serata a tutti.
Marino ha già riassunto tutto, pagherò un gettone perché così mi ha risparmiato tantissime parole, ma ha detto cose che condivido in pieno. Grande lavoro del giornale che ho seguito quotidianamente ormai da 35 anni e ha seguito il calcio, direi meglio della TV per quel che riguarda la parte del calcio che tutti ritengono minore, ma per me non è assolutamente minore. Le categorie inferiori sono il vivaio che poi porta alle grandi squadre i calciatori. Vicenza deve essere orgogliosa per quello che ha fatto il Lanerossi, per quello che fanno le squadre fin dalla terza categoria, perché Vicenza è un vivaio di grandi campioni, ci sono stati palloni d'oro. La TV fa il suo lavoro cercando, con 2 trasmissioni sportive dedicate al Vicenza Calcio in primis, di portare nelle case dei vicentini le stesse emozioni che tutti quanti respirano allo stadio. Ringrazio quindi il mio staff, ringrazio lo staff del Giornale di Vicenza, ringrazio la proprietà che ci permette di investire per permettere a tutti i vicentini quest'anno, un anno da record anche per noi, con trasmissioni che in diretta biancorossa ha sempre superato i 300.000 contatti per puntata, rigorosamente calcio che ne ha raggiunti 180.000 in un'ora, quindi numeri che per noi sono importantissimi. Speriamo di mantenere questo, ringrazio anche la mia squadra che è seduta. Buonasera a tutte e a tutti. È sempre bello trovarsi qui a fine della stagione sportiva per celebrare quelli che sono stati i successi, e quest'anno, se c'è un successo per noi, è la festa del Lanerossi in Piazza dei Signori che abbiamo costruito assieme. Giornale di Vicenza, TVA, Comune, Lanerossi, e guardo il presidente del centro coordinamento biancorossi, Emanuele Arena, che sono stati gli organizzatori formali sulla carta con la firma, ma anche sostanziali, perché poi i 10.000 per la questura, ma erano di più, che hanno affollato la piazza, con rispetto comunque del monumento in cui si trovavano. È stato uno spettacolo, qualcosa che rimarrà, perché io ho la delega allo sport, ai grandi eventi e ad altre che il sindaco mi ha dato. Quando si fa un evento c'è la felicità di aver fatto l'evento, però l'evento passa, cioè non è la strada, la pista ciclabile, l'impianto sportivo che si va a costruire, l'opera pubblica che rimane, ma questi invece sono gli eventi che poi ci rimangono nella testa e che ci ricordiamo per tanti anni, a meno che l'ANE non ci dia prossime soddisfazioni, e siamo pronti a dimenticarcele se ce ne danno altre già la prossima stagione. Grazie a tutti. Grazie Assessore, grazie direttori. Adesso abbiamo, prima di entrare nel vivo con tanti premi, c'è stata una grossa novità quest'anno, ovvero questa grande sinergia con la FIGC, e dunque chiederei di venire sul palco a Gilberto Cecchetto, il consigliere regionale, e al delegato Francesco Rizzato, perché dobbiamo anche consegnare quello che è il primo premio di questa serata, ed è un premio davvero speciale al quale teniamo tutti molto, ma facciamo pure un passo avanti, prendete il microfono. Intanto raccontiamo questa collaborazione. Sì, buonasera a tutti. La collaborazione è nata per caso con il Giornale di Vicenza e TVA, e abbiamo preso in mano il discorso a settembre. È stato un grosso evento per noi e un grosso onore, perché dà lustro a tutto quel calcio dilettantistico che non viene rappresentato in maniera corretta o nei social. Quindi un plauso va al Giornale di Vicenza TVA, che raffigura sempre il nostro calcio dilettantistico, perché dal dilettantismo, se poi c'è la fortuna, 1 su 100 o 1 su 1000 riesce a fare lo scatto per il professionista. Allora diamo questo premio, che è un premio importante, abbiamo detto, perché è il premio FIGC Dirigente d'Oro, in ricordo anche del professor Remo Marchezzolo, che tanti di noi, per chi ha frequentato poi il liceo Quadri come sottoscritto, se lo ricordano bene. Il premio viene consegnato, è intitolato a Caterina Pesavento, grande dirigente delle Breganze. La motivazione è molto bella, per il ruolo centrale da dirigente quale figura educativa, organizzativa e morale all'interno della società. Farei un grande applauso, perché Caterina purtroppo è mancata in questi giorni, e abbiamo qui il figlio Mirko, Oscar, e dunque c'è grande commozione.
un grande abbraccio da parte di tutti noi, di tutta la platea, da parte della FIGC, del Giornale di Vicenza. È mancata ieri mattina, è stato un brutto momento. Però Caterina, diciamo che ha incarnato tutti i valori che rispecchia questo premio intitolato a Remo Marchezzolo, perché appunto per chi lo conosce ha avuto sempre una grande attenzione ai valori sportivi, che è quello che incarna Caterina. Quindi questo premio è... Prego. È stata una grande donna con tutti dai bambini piccoli, e insegnare educazione e insegnare tutto a quelli più grandi. e dunque un grande applauso. Dopo 47 anni penso che è stata una cosa col calcio a Breganze. Ancora un grande applauso. Grazie di per essere Caterina Pesavento, grazie mille Gilberto, grazie. Noi adesso entriamo nel vivo delle premiazioni, perché vedete ci sono tantissimi, grazie a voi, premi, palloni. Entriamo Primi nel vivo. palloni, allora. palloni di bronzo che raggruppano terza categoria, calcio femminile, gli amatori e il calcio a 5, è una bella macro categoria, e allora abbiamo anche dei premiatori d'eccezione. E quindi chiamiamo sul palco il direttore sportivo del Vicenza Giorgio Zamoner e il direttore sportivo dell'Arzignano Mattia Serafini. E complimenti a entrambi per le squadre che avete allestito, che hanno fatto 2 campionati straordinari con gli obiettivi ampiamente conseguiti. Di qua, Mattia, vieni qua. Si è preso Serafini. Mi sono preso Serafini Dopo. perché abbiamo conto in sospeso con Serafini. Vuoi regolarlo subito? No, prima Io non ho tu. conti in sospeso Pensaci con tu Zamoner, con Zamoner. almeno credo. Credo. Però sta lavorando, mettiamola così, la prendo larga. Sto lavorando per andare al mare Sta stasera. lavorando per noi. Su Booking sta lavorando, sta facendo prenotazioni. Era un invito a fare presto. Dai, facciamo presto. No, dai, a parte gli scherzi, certo che stiamo lavorando, però voi avete fretta di avere delle notizie che in questo momento... Loro stanno chiudendo la pagina, noi abbiamo le repliche serali, dobbiamo dare notizie. Prima il presidente dell'associazione calciatori mi ha detto: Giorgio, ma hai fatto qualche acquisto? Ho detto: Gianni, se vai a comprare una Ferrari, quanto l'aspetti? 6 mesi? No, mi ha detto anche un anno, quindi... Basta che non la prendiamo elettrica. Con calma andiamo. No? Ecco, forse aspetti ancora di più. Eviterei. No dai, a parte gli scherzi, stiamo ragionando, stiamo lavorando col mister, con la società, con Werner. Quando diamo la prima ufficialità? Beh, intanto abbiamo rinnovato un po' di giocatori, Sì. già quelle sono ufficialità. Noi contiamo comunque di andare in ritiro almeno con l'80% della rosa. Non dimentichiamoci o dimenticatevi che l'anno scorso Stucler e Rauti sono arrivati il 3 di agosto, quindi abbiamo fatto 20 giorni. È colpa vostra, siete stati senza promossi attaccanti. troppo presto, a noi sembra che il campionato No, ma sia finito. sono arrivati 2 giocatori che poi sono stati determinanti per la promozione, quindi volevo sottolineare che dobbiamo avere la calma giusta per scegliere i giocatori giusti, considerando che ne teniamo tanti che noi consideriamo bravi, di quelli che c'erano l'anno scorso, e quindi abbiamo già un'ossatura forte. Con un budget tarato per... È qui. Per comprare una Porsche se non ti fanno lo sconto, però ti tocca comprare una Mercedes. No dai, scherzo, dai. Abbiamo assolutamente un budget buono per costruire una squadra buona, per fare le cose fatte bene, in linea con quello che è giusto fare in questa categoria, quindi noi sappiamo gli obiettivi che dobbiamo centrare, le caratteristiche che io devo centrare per il nostro mister, le caratteristiche che devo centrare per la nostra tifoseria, e quindi faremo in modo di cercare di raggiungere i migliori obiettivi possibili. Grazie al direttore sportivo dell'Ani Rossi. Era bravo a dribblare così anche in campo, no? Perché ha dribblato la grandissima... Vediamo se Serafini
ci dà qualche nome. Ma lui è pieno di soldi. Vedi. Ieri è passato prima di me alla Fiorentina e non c'erano più giocatori da prendere, quindi ti dico solo questo. Tanto abbiamo saputo, passati alla Fiorentina, quindi adesso mettiamo in moto i nostri esperti di mercato. Vi ho dato da lavorare. Abbiamo qui mister Di Donato che ride, ma la lista gliel'ha già data il mister? La lista dei desideri? Ma diciamo che tanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Vi porto i saluti del presidente Lino Chise e del direttore generale Togni e di tutto il CDA. E diciamo che con il mister c'è un rapporto che va oltre al calcio e lavoriamo in sinergia come col presidente e col direttore. Ci sta lavorando, abbiamo confermato praticamente tutto lo staff, stiamo lavorando per cercare di fare il meglio possibile. Adesso, come ha detto Giorgio, abbastanza presto. Ma con Giorgio avete già messo in piedi qualche affare? Io ci sono, dipende da loro. Brogiani lo date o no? No. Un'altra notizia, guarda come scrivono i colleghi, grandi. Però... No, ma non per cattiveria. Abbiamo buoni rapporti con l'Arzignano, Però, Brogiano. No, allora, abbiamo citato il presidente Chilese che salutiamo e ogni anno siamo qui a ridire, no, di questo miracolo arzignano, di queste imprese. Ormai però, mi permetta, vi sta un po' stretta questa cosa, perché lo state facendo diventare una bella realtà, una bella abitudine questi risultati. Diciamo che i miracoli non li facciamo noi ad Arzignano. Sportivamente parlando. Siamo comunque un gruppo di persone coese, penso sane, genuine, che cercano di fare calcio in maniera buona e sana, compatibilmente con quelle che sono le nostre possibilità. Sicuramente l'ambiente che abbiamo costruito ci dà una grossa mano, perché poi i ragazzi stanno bene da noi, possono crescere, non hanno tante pressioni, però non mi piace parlare di miracolo, nel senso che ogni anno proviamo a fare qualcosa in più. Anch'io devo migliorare tanto, tutti quanti nel nostro ambiente devono crescere, perché Arzignano non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza per tante persone, e quindi penso che quello che si sta facendo è qualcosa sicuramente di propositivo, di positivo per il movimento, però parlare di miracolo è un po' troppo eccessivo, ecco. Comunque ancora grandissimi complimenti all'Arzignano. Chiamiamo i finalisti del pallone di bronzo in rigoroso ordine alfabetico. Allora, Stella Maddalena del Real Vicenza Women, Jesus Murga Futsal Cornedo e Leonardo Stecco West Lions United. Eccoli qui, facciamo anche un grande applauso a Filippo Cagliaro del Rino Tognolo che è arrivato quinto e a Vanessa Orlando delle Torri che è arrivata quarta. E adesso chiaramente anche loro non sanno chi ha vinto, ovviamente, e daremo prima il terzo classificato e poi gli altri due, quindi vediamo terzo classificato del pallone di bronzo. Jesus Murga del Futsal Cornedo con 57.080 punti. Complimenti Jesus. Foto con Zamoner e Serafini, e così foto di rito, foto ricordo, e tra poco poi scopriremo anche il vincitore tra Leonardo e Stella, che invito al centro perché adesso vedremo. Sentiamo prima il secondo, che tanto poi si sa chi è il primo. Sveleranno le carte. Fa tutto la grafica. Via, vediamo chi ha vinto il pallone di bronzo. Eccoli qui, Stella Maddalena e Leonardo Stecco. Vince Stella Maddalena Real Vicenza. Complimenti a Stella. Ha ottenuto, pensate, 104.085 punti. Avete c'è anche il secondo, naturalmente. E c'è anche il secondo. Bravissimo, secondo classificato. Leonardo Stecco della West Union United con 59.170. Facciamo una bella foto tutti insieme.
E adesso però non scappate, perché Marta Benedetti, voi potete andare, grazie direttori. Grazie. Marta Benedetti con Stella ti fa 2 domandine. Finché arriva Marta, ricordo ai palloni, che li abbiamo tutti lì, i 12 vincitori delle categorie, non scappate, altrimenti poi i fotografi se la prendono con noi, dovete rimanere lì fino alla fine per poi fare la foto di gruppo. Vai Marta, con Stella, qua c'è il microfono. Complimenti Stella. Grazie. Hai già pensato dove mettere il premio? No, non ho posto. Non hai posto, bene. Qualcosa. Te lo aspettavi? Diciamo di no, perché quest'anno è stata molto combattuta, perché ho visto anche gli altri punteggi, sono abbastanza alti, però devo dire che abbiamo delle persone che si impegnano particolarmente ogni anno a cercare di raccogliere punti. Benissimo, e allora le ringrazi. Esatto, ringrazio assolutamente tutto il paese di Pozzoleone, perché penso che abbiano mosso mari e monti. Senti una cosa al volo, stagione sofferta questa, per la prossima l'obiettivo del Real Vicenza qual è? Allora, io non ho ancora parlato, però salvezza sicuramente anche quest'anno, speriamo di fare meglio. Grazie Marta, grazie a Stella. Come vedete hanno anche una busta, i vincitori, non è la bustina della prima comunione, ma è un abbonamento digitale al Giornale di Vicenza. Allora, abbiamo celebrato già l'Arzignano con il direttore sportivo Serafini, adesso premiamo il miglior giocatore della stagione giallo-celeste e, secondo me, il premio è giusto che glielo dia un giocatore con il quale si sono già incontrati 2 volte quest'anno, un po' più esperto, e che almeno per l'anno prossimo siamo sicuri che non si trovano, perché poi magari l'Arzignano ascende e quindi si ritrovano, non lo so. Comunque, intanto Marco Carraro viene qui a premiare il miglior giocatore dell'Arzignano, ovviamente il centrocampista dell'Ane, che ringraziamo di essere con noi. Hai finito di festeggiare? Sì. Però prima di chiamare sul palco il premiato, vediamoci questa clip. Yes. E dunque un grande applauso a Luigi Castagnaro, miglior giocatore della stagione per l'Arzignano, al debutto tra i prof, grande stagione per Luigi. E consegna il premio Marco Carraro. Eccola qui la targa, foto ricordo, guardate i nostri fotografi. Io rubo Marco, lascio sul palco invece Luigi e faccio salire Anna Fabrello per una breve intervista. Grazie Nicola e ben ritrovato a Luigi Castagnaro. 19 anni compiuti da nemmeno un mese, quindi la forse più bella scoperta per quest'anno di mister Daniele Di Donato e ovviamente del direttore Mattia Serafini. Parto chiedendoti: te l'aspettavi? Sei arrivato dopo la trafila fatta tutta con le giovanili giallo-celeste e quest'anno l'esordio in Coppa ad agosto, poi con il Lecco e da lì un posto da titolare che non ti ha più tolto nessuno. Beh, è sempre stato il mio obiettivo, però non mi aspettavo così da un momento all'altro di partire, primo anno di professionisti, fare 30 partite. Però devo ringraziare la società, il mister che mi ha dato la fiducia e tutti i miei compagni che mi hanno sempre dato una mano. Senti, il momento più bello di questa stagione, tu sei arrivato appunto dalle giovanili, sei arrivato dopo tanti alti e bassi, perché dobbiamo dirlo anche questo, a giocarti i playoff in casa del Cittadella. Qual è il ricordo che conserverai di questa stagione? Beh, la cosa più emozionante della stagione è stata la partita col Vicenza. Io, essendo vicentino, è stato molto bello giocarci contro, nonostante il finale, vabbè, però è stata una grande emozione, diciamo. Senti, una domanda anche per te sul tuo futuro. Hai un contratto in essere con l'Arzignano,
che cosa auspichi per te, insomma, cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Beh, io ho un contratto con l'Arzignano e sono concentrato lì. Se ci saranno offerte si valuterà con la società se ci sono situazioni migliorative, però io sto concentrato sul mio percorso all'Arzignano, diciamo. Grazie mille a Luigi Castignaro, ancora complimenti. Che giorno è oggi? Oggi è il 29 di maggio. 29? Maggio. È una data che nessuno può dimenticare. Suona bene 29 maggio, suona bene se la mettiamo insieme a 1997 e quindi la coincidenza è stata straordinaria, è stata fortunata ed è stato bellissimo poter organizzare una piccola rimpatriata con Silvano Caltran, Sergio Vignoni, con Sergio Gasparin, con Fabio Viviani, con Pieraldo Dalle Carbonare. Non c'è neanche bisogno di dire perché li stiamo chiamando sul palco e che cosa vuol dire quella data. Facciamo che è un piccolo antipasto di quello che potrebbe essere l'anno prossimo, che ci sono i 30 anni di questa ricorrenza Presidente. grandissima. Allora, si potrebbero dire milioni di parole su questa Coppa Italia. Penso che però meglio delle parole possano fare le immagini. E dunque torniamo al Menti, gustiamoci questa breve clip ed emozioniamoci tutti. Ho preso il Vicenza in Serie C 8 anni prima e so quanti sacrifici ho fatto, quanto ho penato, quanto ho patito, quante difficoltà ho dovuto superare per portare la squadra dove era. Direi che l'applauso che è partito prima che finisse la clip la dice lunga. Era perché... inevitabile. Allora, il Menti comunque è uno spettacolo, sempre sta tornando ad essere un grande Menti. Qui non ci sono gerarchie, io parto da Fabio perché è qui vicino e quindi una parola sul Menti che quest'anno si è tolto tante soddisfazioni. Ne parlavo prima col direttore, quest'anno la più grande conquista è stata di rivedere i giovani e la gente di nuovo attaccata a questi colori. C'era stato un po' di distacco negli ultimi anni. Quest'anno la fede, il colore bianco-rosso ha ricominciato a pulsare nelle vene. Questo è il grande supporto, la grande gioia di giocare con questi colori quando vedi lo stadio e la gente così. Vicenza va innescata con le corde giuste, la risposta poi è sempre straordinaria. Penso che non lo dico io, ma lo dice la storia, perché ne parlavano i nostri bisnonni che venivano a vedere il Vicenza. E ha trasmesso qualcosa, perché ancora i giovani di adesso che hanno 8, 9, 10 anni che cominciano a interessarsi di calcio sono tifosi del Vicenza. Vuol dire che qualcosa la storia ha messo dentro anche dei giovani di adesso e lo stiamo vedendo, l'abbiamo sempre visto e lo stiamo vedendo anche adesso. Faccio un po' di amarcord perché qui mi metto in mezzo tra Silvano Caltran e Sergio Vignoni, grande team manager. Silvano, io so che tu hai tantissimi aneddoti su quella serata, ce ne dici uno brevissimo? Ce ne sono così tanti che faccio fatica a dirne uno. È stata una serata ricca di emozioni, è stato un tripudio, la gente impazziva e lo stadio era strapieno. Che ricordo, ho visto tante lacrime. Di gioia però. Sì, di gioia.
Sergio, a te voglio chiedere, chiedo scusa a Pieraldo, e quando avete confezionato quel poster che poi è diventato un cimelio che tutti i vicentini volevano portarsi a casa, quali erano i pensieri? Che poteva essere un pezzo di storia, qual è stato poi? Ma per noi la serata del 29 maggio 97 rimarrà, quando intendo noi, intendo per la società, per il tecnico, per i giocatori e per lo straordinario pubblico che ci ha seguito in maniera totale e assoluta e che riconosco un pochino nelle situazioni che si stanno ripetendo quest'anno e che mi possono solo evidentemente far piacere. Ecco, per noi quella serata che ha significato la storia, tra l'altro per tutti è importante scrivere la storia, ma per delle persone di Vicenza scrivere la storia nel proprio territorio ha un altro valore, ha un altro sapore. E quindi noi tutti ci dicevamo non succede, ma se succede. Ed è successo in maniera straordinaria al 118esimo, quando mancava una manciata di minuti alla fine del secondo tempo supplementare. E dico quello che ha detto il direttore di gara, ha detto: io ho arbitrato tante partite, ho arbitrato finali di Coppa, ho arbitrato spareggi, ho arbitrato partite che valevano lo scudetto. Il boato che ho sentito il 29 maggio 97 al 118esimo io non l'ho mai sentito. Sarà stato che lo stadio era di una struttura piccola con tutti noi vicini alla squadra, vicino ai giocatori, eccetera, ma faccio ancora una certa fatica perché l'emozione quando vedo queste cose qua di un gruppo di ragazzi straordinari che ha costruito negli anni con noi questo traguardo è qualcosa che indubbiamente ti prende dentro, ti fa capire che cos'è il Vicenza, e chi parla ogni tanto del Vicenza come squadra di calcio non ha capito nulla, che cosa significa per il nostro territorio il Vicenza, il Lanerossi Vicenza, il Lane o il Vicenza. Grazie. E per arrivare alla domanda, perché se no mi dice ti faccio una domanda e mi rispondi il resto, abbiamo fatto quella locandina con la Coppa, che è stata l'anteprima di quella che facciamo l'anno dopo, con scritto la partita della storia col Chelsea in semifinale di Coppa Europa, ma quella locandina ognuno di noi l'ha suggerita, l'ha costruita, l'ha messa in piedi, sperando che fosse veramente come è stata la locandina della storia. Grazie, grazie Sergio. davvero. Sergio Vignoni invece era il direttore sportivo di quel Vicenza. Allora, giusto per non parlare troppo di quella serata, ma di quel Vicenza, togliamo Fabio Viviani fuori classifica, sei fuori classe Fabio per quello, il colpo al quale sei più legato, il giocatore che sei veramente soddisfatto di aver portato a Vicenza. Ma io direi tanti di questi. Un nome, sbilanciati, dopo 30 anni puoi sbilanciarti. Maurizio Rossi è un emblema, che è un giocatore che veniva dalla Osta, ha perso lo spareggio per andare in interregionale, si è catapultato a Vicenza in una dimensione talmente molto più grande di lui che poi è risultato un giocatore importante per tutto l'ambiente. Beh, direi che poi Rossi con un cognome decisamente importante, prima di congedarli, visto che loro hanno scritto delle pagine indelebili di storia, qui abbiamo Fabio Gallo che sta cominciando con il suo Vicenza a scrivere delle pagine. Abbiamo voluto omaggiare i condottieri della Coppa Italia con il libro realizzato dalla redazione sportiva che ricorda questa stagione imprendibili, che sia una sorta, speriamo, di passaggio di consegne. Un grande applauso, Sergio Vignoni, Silvano Caltan, Sergio Gasparin, Pieraldo Delle Carbonare e Fabio Viviani. Grazie davvero. Se lo ricordano bene i loro avversari, che erano davvero imprendibili, quindi ci sta tutto l'omaggio. No, chiamo sul palco il capo servizio dello sport del Giornale di Vicenza, Eugenio Marzotto, e il presidente del centro di coordinamento Club Biancorossi, Emanuele Arena, perché andiamo a premiare il miglior giocatore della stagione del Vicenza. Ed è stata dura, perché erano in lizza praticamente tutti. Eugenio al centro. Erano praticamente in lizza tutti i biancorossi, perché hanno fatto un campionato straordinario e sceglierne uno è stata durissima. No.
e Eugenio ti do il microfono perché è importante che ci sia qua il rappresentante anche dei tifosi, perché comunque è un premio. Sì, è un premio che nasce dalla nostra iniziativa di votare gli MVP di ogni partita e alla fine decretare il vincitore mensile. Quindi è stato un lungo viaggio attraverso il sito del Giornale di Vicenza e ne hanno vinto tanti, Gagno, Cafferri e così via. Alla fine però ci siamo presi un attimo di pausa e in redazione mi hanno detto va bene, non svelare troppo. Questa è un'indicazione, ma proviamo a metterci la nostra e quindi abbiamo scelto un giocatore. E vediamo la clip. Marco è stato per me un riferimento in campo. Marco Carraro, miglior giocatore della stagione del Vicenza, quindi Marco torna sul palco e questa volta per essere premiato da Emanuele Arena e da Eugenio Marzotto. Complimenti davvero Marco, foto, applausi, attenzione che ti richiedono ancora. Esigenze di quotidiani, caposervizio dello sport del Giornale di Vicenza si prende queste licenze e interrompe la trasmissione. Grande Eugenio. Grazie mille a Emanuele Arena, grazie a Eugenio Marzotto. Complimenti Marco. Tieni pure il premio che non pesa tantissimo, noi ci accomodiamo, ecco, ci danno una mano perché adesso 2 domandine posso fargliele. Assolutamente devi. Devo. Sarò rapido e indolore perché alla fine, no, a me non serve il gelato, però me lo sono preso lo stesso. No, non sono abituato con l'archetto. No, spieghiamo anche perché uno si immaginava di vedere sul palco magari giocatori che hanno segnato un sacco di gol, decisivi magari in determinate situazioni. In realtà Marco, come ha spiegato bene Mister Gallo, è stato davvero un punto di riferimento per questa squadra. Pensate che è il giocatore dopo Gagno più utilizzato in quanto a minutaggio, ma davvero di pochissimo, quindi è davvero una cosa importante. E oggi stiamo premiando Marco Carraro. Non guardiamo al risultato finale del Vicenza, guardiamo a Marco Carraro, arrivavi da una stagione magari con qualche critica. Questo premio e anche questa tua stagione è un po' anche una tua piccola rivincita personale. Ma intanto buonasera a tutti, sicuramente vi ringrazio per questo riconoscimento che fa sempre piacere. Come ha detto prima anche il tuo collega, però avrebbero potuto essere qui tantissimi altri miei compagni, quindi sì, diciamo che rispetto all'anno scorso dove abbiamo avuto una forte delusione, il mister ha saputo veramente tirare fuori da ognuno di noi qualcosa che avevamo dentro, qualcosa di nascosto che l'anno prima forse c'era mancato e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo bellissimo tutti insieme. Ecco, traguardo straordinario, c'è stato un messaggio, una telefonata, qualcosa di un amico, un familiare, un ex compagno in particolare che ti porterai dentro nel momento che avete raggiunto questo traguardo, qualcuno che ti ha scritto, ti ha chiamato? No, beh, sicuramente se devo pensare a qualcuno penso ai ragazzi che erano con noi l'anno scorso, quindi non so, Della Morte, Ronaldo, tutti i Rossi, tutti i ragazzi che comunque anche l'anno scorso hanno dato l'anima per poter arrivare a questo obiettivo e sicuramente erano molto contenti per noi, quindi
direi loro in Diresti particolare, loro. sì. E invece se dobbiamo scegliere un'immagine, una fotografia, magari che noi non abbiamo visto, perché magari verrebbe spontaneo dire quella Piazza dei Signori fantastica, che immagino che resterà per sempre negli occhi di ognuno di noi e ognuno di voi giocatori, però ecco, magari un momento, una foto, un'immagine di questa stagione che ti porti nel cuore e che ci puoi svelare magari. So che lo spogliatoio è sacro, mister, mi ha guardato malissimo. Non è una cosa così grave. No, sicuramente proprio alla terza giornata contro l'Arzignano, dove eravamo sotto 1-0 il primo tempo. Mi ricordo che eravamo a pezzi, quindi il mister poi è entrato dentro e ci ha ribaltati. E poi siamo entrati il secondo tempo, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e da lì è partito un po' tutto, è partito un filotto clamoroso di 8 vittorie di fila e non abbiamo mai dato modo, secondo me, a nessuno di poter sperare di starci dietro, ecco. Quindi secondo me quello è il momento chiave, sì. Ecco, la Serie B la ritrovi dopo qualche anno, l'avevi fatta, ecco, com'è cambiato il Carraro di oggi da quel Carraro? Che Carraro ritroveremo in Serie B? No, sicuramente sono cresciuto, sono più consapevole dei miei mezzi, più maturo. Sicuramente quando sei giovane devi imparare tanto. Adesso mi sento che comunque ho raggiunto un livello, anche grazie a quest'anno, di maturità giusta, ecco, per affrontare un certo tipo di campionato. E allora ancora complimenti a Marco Carraro. Grazie mille Marco. Ancora complimenti. Grazie. Adesso è proprio il momento dei palloni d'argento che vanno a premiare i migliori giocatori della prima e della seconda categoria. E allora 3 finalisti, andiamo a vedere chi sono ancora una volta in rigoroso ordine alfabetico. Mosè Calcara del Monteviale, Andrea Maita, Azzurra Sandrigo, Alessandro Paiuscos, Rego, Liona Academy. I 3 finalisti del pallone d'argento. E a premiare i 3 finalisti del pallone d'argento chiamiamo il mister dell'Arzignano, Daniele Di Donato. Complimenti ragazzi intanto. Tu ci sei ogni anno praticamente, eh? Mister, complimenti a te per la tua stagione straordinaria, fresco di rinnovo. Perfetto. Grazie di Dio. Andare meglio, no? Che serata. Si va in vacanza già con il rinnovo fatto. No? Sono contento, abbiamo fatto una stagione importante, grazie al direttore che ha saputo riportarmi a casa, diciamo, e ai miei ragazzi che sono stati splendidi. Quindi abbiamo fatto un percorso importante e alla fine è stato meritato. Beh, l'esperienza dei playoff è sempre emozionante. Avete anche questa piccola consolazione, che poi è anche un po' motivo di arrabbiatura, usciti da imbattuti ai playoff. Sì, Solo per... Sì, è stata una partita dove forse avremmo meritato qualcosa in più, sì. Però è stato gratificante già arrivarci e siamo usciti da imbattuti alla fine senza aver mai perso, con un pizzico di rammarico. Questa la dice lunga sulla bontà del lavoro che è stato fatto dai miei ragazzi. Complimenti davvero, Grazie. mister Di Donato. Adesso svegliamo il terzo. Ci affidiamo come al solito alla grafica innanzitutto per il terzo classificato, ce l'ho qua io, che è... Mosè Calcara. Terzo classificato col mister. Complimenti a Mosè con 51.905 Ricordiamo anche i punti. Sì, i quarti e quinti che sono Francesco Trento e Davide Callegari, che sono stati bravissimi anche loro. E adesso andiamo a scoprire chi ha vinto il pallone d'argento. Alessandro Paiusco del Sarego Liona Academy, che ha un tifo da stadio qui, attenzione, complimenti Alessandro, 95.850 punti. E il secondo ovviamente è Andrea Maita dell'Azzurra Sandrigo, ma che tanto ha una collezione di palloni a casa, che se anche per un anno vince quello del secondo. Scusami.
Direi foto, Grazie. no, direi foto di La gruppo foto, tutti, mister, tutti con- insieme. con i giovani. E poi chiamo Francesco Meneguzzo per 2 battute con il vincitore, ossia Alessandro Paiusco. Vieni Francesco. Buona stagione a mister Di Donato, Grazie. Sì. Ti chiedo subito, non è arrivata la promozione in campo, ma a livello personale ti sei tolto questa grande soddisfazione? È una grande soddisfazione, devo ringraziare la mia famiglia e l'anno prossimo si punta a fare qualcosa di meglio anche in campo. Hai già detto voglio ringraziare la mia famiglia, ti chiedo allora chi ti ha aiutato principalmente per questa raccolta delle schede? Mia mamma, mio papà e mio zio principalmente. Quindi per tutti loro una cena offerta. Mi sa proprio di sì. Bene, grazie e complimenti ancora Alessandro. Grazie Francesco, complimenti ad Alessandro Paiusco. E adesso abbiamo un altro premio speciale molto importante. Chiamo sul palco il direttore del Giornale di Vicenza, Marino Smiderle. E visto che è il premio Orgoglio Vicentino, anche il rappresentante del Comune di Vicenza, l'assessore Leone Zilio. Marino, hai già detto un sacco di cose prima, in più adesso devi anche fare un'intervista, quindi chiamiamo subito il premiato. Orgoglio Vicentino 2026 va a Maurizio Viscidi. Il coordinatore tecnico delle nazionali giovanili della FIGC. Complimenti a Maurizio Viscidi. E adesso, Maurizio, ti lascio al direttore Marino. Allora, mister, ben ritrovato intanto, perché lui non si ricorderà, ma insieme a Gianni Grazioli nel 2006 eravamo a Casa Azzurri a Kaiserslautern, mondiale 2006. Io ebbi la fortuna di seguire i mondiali del 2006 per il Giornale di Vicenza all'epoca, e a Casa Azzurri Maurizio Viscidi prese un tovagliolo e con la penna mi spiegò gli schemi, cosa voleva dire giocare a calcio. Devo dire che ho imparato un sacco, perché pochi come Maurizio Viscidi sanno spiegare la tecnica calcistica. Ecco, dopo tanti anni mi dico, ma è possibile che abbiamo così pochi tecnici? Abbiamo saltato 3 mondiali, com'è possibile? Buonasera, intanto grazie per questo premio, sono io orgoglioso di riceverlo. È un argomento molto delicato, purtroppo. Abbiamo delle difficoltà, e la difficoltà non è solo una, ne abbiamo tante quando si saltano 3 mondiali. Se le devo dire in sequenza, nel settore giovanile, saluto Nicolin, i tecnici fanno troppa tattica e quindi c'è un po' un disconoscimento nella tecnica. Gli allenatori della prima squadra non sempre, non tutti hanno motivazione nel lanciare i giovani, e poi c'è anche un meccanismo che porta a tanti stranieri, quindi ci sono tante le cose sulle quali il nuovo presidente federale e la nuova dirigenza federale dovrà intervenire, perché 3 mondiali sono veramente pesanti. Ma ci può essere un sistema per incentivare l'uso dei giovani, o meglio per incentivare le società a puntare sui giovani? Diceva prima Fabris, ricordava l'esempio dell'Atalanta, che appunto tra l'altro è stata la fortuna dell'Atalanta anche economica, penso a tutti i giocatori che ha allevato e poi ha anche venduto sul mercato e ha ricostruito la società. Ecco, cosa si può fare per indurre il Vicenza? Con Nicolini ci sta lavorando, mister Gallo ha inserito alcuni giocatori che sono stati determinanti per la stagione, però appena un giovane sbaglia molto spesso il pubblico fischia e lo si tiene fuori. Come si può fare per incentivarle a utilizzare i giovani? Beh, innanzitutto bisognerebbe coinvolgere molto di più gli allenatori nel sistema azienda. Un allenatore che fa debuttare un giovane non ha nessun vantaggio. L'allenatore viene giudicato solo dai punti che conquista e dalla posizione in classifica. Fosse più aziendalistico il discorso, c'è solo una società secondo me in Italia che ritiene il settore giovanile un investimento, non un costo. Fosse più aziendalistico il discorso, allora l'allenatore che valorizza un giovane poi ha un ritorno economico per sé, per il suo staff, se ci sono delle vere plusvalenze, altrimenti l'allenatore rischia e basta.
L'altro discorso per incentivare i giovani è un discorso molto più generale, federale, che deve cercare, secondo me, di creare anche dei meccanismi economici di risparmio sui giovani. Cioè i giovani italiani devono costare meno di contributi, devono costare meno alle società, almeno fino a una certa età, in modo che sia concorrenziale rispetto ai giovani stranieri. Vuol dire, questa è molto interessante. Un'ultima domanda, torniamo un po' a casa, credo che sia stato contento anche Maurizio Viscidi nel vedere il Vicenza tornare in Serie B. Volevo chiedere se ha visto qualche partita, immagino di sì, che giudizio dà di questa stagione, che emozioni ha provato nel vedere il Vicenza di nuovo in Serie B? Beh, intanto devo fare i complimenti alla proprietà, a Fabio. Un aneddoto, più di 10 anni fa io chiamai Fabio per allenare le nazionali giovanili, era ancora all'Atalanta, mi disse di no e ha fatto bene, visti i risultati. È stata una grande cavalcata, vorrei dire una cavalcata solitaria che ha dimostrato grande qualità nei giocatori, grande capacità dell'allenatore di farli giocare, una squadra che gioca un calcio estremamente sicuro, estremamente bello. Quindi adesso c'è un palcoscenico molto importante che però il Vicenza merita e io sono sicuro che il Vicenza farà estremamente bene e faccio un grande complimenti a tutti, un in bocca al lupo vero per la Serie B. E tra l'altro, visto che io mi occupo di settore giovanile, significa essere promossi anche nei campionati giovanili di A e B, dove aumenta il livello e quindi aumenta anche la competitività per tutto il settore giovanile. Grazie. Maurizio Viscidi, complimenti. Grazie a Maurizio Viscidi, grazie al direttore del Giornale di Vicenza Marino Smiderle. E adesso abbiamo un altro premio a cui mi avvicino ai colleghi del giornale, chiamo Giancarlo Tamiozzo perché questo è un premio a cui noi teniamo davvero molto come Giornale di Vicenza. È il premio Fair Play, un premio intitolato a un nostro collega che non c'è più, che molti di voi hanno avuto il piacere di conoscere e che ha raccontato con la sua penna tante storie sportive e non, del premio Fair Play dedicato a Roberto Luciani. Buonasera a tutti, mi piace pensare che questo caloroso applauso sia per il nostro caro amico Roberto, un collega bravissimo e soprattutto un uomo che ha lasciato qualcosa di molto positivo tra noi. Il senso di questo premio è appunto questo, qualcosa di positivo da lasciare. Un premio che quindi va a una società, poi toccherà... Lo diciamo, la chiamiamo? Lo diciamo? Il Marola! Adesso ci raggiungono... Sì, dicevamo, ecco, perché è stata la società che non ha detto no alla violenza contro le donne con un segno concreto e quindi con il numero del centro antiviolenza sulle proprie maglie, questo grande logo rosa. È davvero un bel segnale, un bel messaggio che arriva dal mondo del calcio e dunque un grande applauso al Marola. Buonasera a tutti quanti, grazie allo staff, ai dirigenti, ma soprattutto ai giocatori. Grazie di cuore per averci voluto accanto in questo momento di festa. Vi siamo altresì grate per la collaborazione offerta, volendo sulle vostre maglie il nome della nostra associazione Donna Chiama Donna, da anni impegnata a combattere la disparità di genere e la violenza sulle donne e offrire loro momenti di consapevolezza e rinascita. Ci sono scelte che superano il perimetro di un campo di gioco di calcio e diventano veri e propri messaggi di civiltà. Il calcio è un gioco di squadra e la lotta contro la violenza sulla donna si vince solo facendo squadra. Vi salto tutte le righe. La maglia è bellissima, questa è la maglia del Marola. Complimenti davvero. Il logo di Donna Chiama Donna. Vi auguro ogni soddisfazione calcistica, anche se per noi avete già vinto una partita importante. Date voce a chi voce spesso non ha. Grazie ancora e buona estate a tutti. Grazie, complimenti a tutti. Grazie, volevo rubarvi solo un minuto perché è stata la prima società in Italia
ad avere uno sponsor solidale proprio davanti. Perché? Perché se guardate bene, anche dove è situato lo sponsor è sullo stomaco, perché ogni giorno purtroppo vengono uccise, aggredite, violentate donne, è un pugno sullo stomaco per tutti noi. Direi che non c'è messaggio più bello e diretto. E volevo di questo. dire che gli uomini non sono tutti così, gli uomini sono veri, belli e siamo qui tutti noi e gli uomini non sono tutti così. Grazie al Marola, grazie a Oliver Saccarmelo e a Nicolò Moro e grazie ovviamente alle squadre del Giornale di Vicenza e a TVA Vicenza. Siamo addirittura d'arrivo, restano proprio solo i palloni d'oro da dare, ma Nicola prima davvero c'è un bel momento. C'è un premio speciale e dobbiamo... Meritatissimo, che più meritato non si può. E dobbiamo schierare i premianti. Dobbiamo schierare i nostri premianti, che sono il direttore del Giornale di Vicenza, Marino Smiderle, il direttore di Videomedia, Francesco Nicoli, e il vicepresidente di Confindustria con delega ai media, Roberto Spezzapria. Grazie di essere con noi. E ovviamente avete sicuramente intuito a chi verrà assegnato questo premio, però gustiamoci questa clip ed emozioniamoci ancora un po'. Mr. Klopp dice che la differenza la fa il club giusto al momento giusto. Per lei questo club giusto potrebbe chiamarsi Vicenza? Direi di sì, direi di sì, perché Vicenza è un qualcosa che penso che ogni allenatore ambisca. Vicenza per uno che ha fatto calcio ha ben chiaro in che posto vai a giocare, hai ben chiaro che pubblico vai a trovare e quindi lo dico tante volte ai miei giocatori. Io sono un allenatore fortunato perché secondo me su 60 allenatori, 59 togliendo me, dovrebbero allenare il Vicenza. E dunque un grande applauso per mister Fabio Gallo, premio speciale per la promozione in Serie B del Lanerossi Vicenza. Direi che meritatissimo questo premio, questo applauso. Però attenzione perché le fatiche per mister Gallo non sono finite qui. Ecco, ringraziamo Marino Smiderle, Francesco Nicoli e Roberto Spezzapria. Invece, mister, rimani con noi. Rimani con noi, ti affidiamo alle sapienti, non mani ma domande di Eugenio Marzotto. È stato un mese pazzesco, anche di più, no? Però la domanda che volevo farti è questa. Tu, pensando al prossimo campionato, ho fatto un calcolo, hai rilasciato 98 interviste in 11 mesi, tra presentazione di partita, post partita e poi Giornale di Vicenza, TVA e altre testate. Quindi insomma non è semplicissimo intervistarti perché... Allora ho provato a guardare avanti al prossimo campionato, no? Cioè tu hai messo le mani avanti e hai detto ragazzi dobbiamo abituarci anche a perdere in qualche modo, ad avere momenti difficili. È questo che ti fa un po' paura della Serie B o c'è qualcos'altro che temi? Tanto buonasera a tutti, grazie per il premio e questo premio è dedicato a tutti i miei giocatori perché grazie a loro siamo riusciti a ottenere un qualcosa che tutti volevamo e quindi i complimenti sono in questo momento per me, ma sono veramente per tutto il mio gruppo, per la società
per il settore giovanile che mi ha dato dei giocatori straordinari, ma per tutti, perché tutti quanti abbiamo lavorato dalle testate, dalla TV, quindi tutti quanti hanno contribuito a far sì che questa stagione sia stata una stagione straordinaria. Veniamo alla domanda, non è una questione di timore, è una questione di realtà. Il Vicenza negli ultimi 3 anni ha fatto punti inimmaginabili, ha vinto tantissime partite e perso pochissime partite e quindi affrontando una categoria diversa dobbiamo essere tutti preparati a un qualcosa che potrebbe succedere, ma se siamo preparati possiamo affrontarlo nel miglior modo possibile, perché con l'unione di tutti, come c'è stata in questa stagione, potremo sicuramente passare anche eventualmente momenti difficili. Io sono certo che la società mi metterà a disposizione una squadra all'altezza della situazione e sarà una squadra come quella di quest'anno che non lesinerà mai un qualcosa in meno rispetto a quello che è la motivazione massima per ottenere il massimo. Ma in Serie B la tua squadra come la vedi? Temi la tensione, stadi nuovi, gli avversari magari più forti o no? In questo senso no, ho una squadra che è strutturata da giocatori bravi, esperti, che sanno giocare a Vicenza. Abbiamo visto delle immagini, c'è qui una platea che io ho affrontato da calciatore quando venivo a Vicenza da avversario nel 96, 97, 98, 99, 2000, tutti questi anni sapevo che andando a giocare a Vicenza avrei trovato un pubblico straordinario, una società che aveva lavorato bene, i risultati sono qua da vedere e sono soltanto da ammirare, no? Perché quando ho visto il gruppo di persone che hanno portato il Vicenza a quei risultati mi ha fatto li ho guardati con un po' di invidia, perché l'anno prima la Coppa Italia io sono arrivato in finale e l'ho persa, il Vicenza l'ha vinta meritatamente, affrontavo quella squadra, una squadra straordinaria, quindi tornando ai miei giocatori, sono giocatori che sono abituati a giocare a Vicenza e giocare a Vicenza non è semplice. Il pubblico di Vicenza è un pubblico che sa quello che vuole e sa riconoscere quello che la squadra sa fare, e quest'anno i miei ragazzi hanno dato dimostrazione di saper giocare a Vicenza e di poter giocare a Vicenza. Hai detto qualche settimana fa in conferenza stampa, ora il cuore si ferma, che era una metafora per dire è tempo della razionalità ed è tempo delle scelte. Tu hai salutato o saluterai qualche giocatore tra qualche giorno o l'hai fatto nelle scorse settimane? Com'è salutare? La sensazione è un giocatore che ti ha dato tanto e che è arrivato a questo risultato grazie a te e sai che almeno in campo insomma non lo vedrai più. È una situazione amplificata rispetto a quella che è la scelta della domenica, perché vi assicuro che la scelta della domenica, soprattutto per quella che è stata la mia stagione quest'anno, la mia e quella dei miei giocatori, è stato un qualcosa di difficilissimo, perché poi i numeri parlano di tutta la rosa che, tranne Vescovi che ha fatto 9 presenze ma 8 da titolare, tutti gli altri hanno superato le 20 presenze, quindi ogni domenica per me è stato un qualcosa di difficile. Salutarli a fine stagione sapendo che magari qualcuno non potrà esserci l'anno prossimo è una ferita che mi porterò dentro, però il cuore deve fermarsi, deve esserci la razionalità e la consapevolezza di dover fare il massimo per onorare una società che mi ha dato la possibilità e mi darà la possibilità di continuare a lavorare. E quanti ne saluteremo ancora? Come, scusa? Quanti ne saluteremo ancora? Ma vedremo, perché poi dopo le dinamiche del mercato in questo momento non sono le stesse che ci saranno il 30 di agosto, perché poi dopo il campo è sempre il giudice e quindi ci sarà magari qualcuno che dopo una preparazione non sarà contento e chiederà di essere mandato via, quindi non lo so, sicuramente il non vedere qualche componente di questa squadra mi fa male, il pensiero mi fa star male, però come ho detto io devo rispettare e onorare la scelta che ha fatto la società dandomi ancora fiducia. Il Vicenza è una tappa della tua carriera.
la tappa importante, no? Credo. Ma Fabio Gallo come allenatore dove si vede? Qual è l'obiettivo finale? Io nella mia carriera sono caduto tante volte e ho avuto la forza di rialzarmi. Qui c'è un amico che ho affrontato tante volte avversario e sa quello che sto dicendo, no? Quindi noi siamo abituati a cadere e rialzarci. Quindi dove mi vedo non lo so, mi vedo soltanto con grande voglia, con grande determinazione e con la cattiveria calcistica che io devo avere e i miei giocatori devono avere. E quindi poi dopo io sono un ambizioso, che non vuol dire allenare nelle categorie più importanti, vuol dire allenare con consapevolezza e forza e capacità dove la tua carriera ti colloca. Grazie, un applauso. Grazie mille, buona serata Fabio a tutti. Gallo. Grazie. Per non scappare, resti a premiare il pallone d'oro? Volentieri. Voglio di essere qui. Allora adesso siamo al gran finale, l'ultima premiazione, ossia il pallone d'oro, e chiamiamo sul palco in rigoroso ordine alfabetico i 3 finalisti di quest'anno. Ricordiamo che sono le categorie della Serie D, dell'eccellenza e della promozione. Eccoli qui: Jacopo Bernabé del 2000, Andrea Filotto, Malo 1908 e Samuel Mustafa, sempre Malo 1908, che ne ha piazzati 2. Eccoli qua, intanto complimenti anche ad Alessandro Marchioro del Lari Caldogno che è arrivato quinto e a Nicolo Moro del Bassano che è arrivato quarto. Chi è Bernabé di voi? Sei in mezzo a 2 del Malo, quindi non è facile, non è facile. La grafica, vediamo chi conquista il pallone d'oro del terzo classificato. Jacopo Bernabé, bravissimo, complimenti. Già prende il pallone d'oro, in più lo becca da Gallo, ragazzi, che serata. Complimenti a Jacopo. Adesso, conclusa la foto di rito con Mister Gallo, andiamo a scoprire sempre con l'aiuto della grafica chi ha vinto tra Andrea e Samuel. E vince il pallone d'oro 2025-26 Samuel Mustafa del Malo, 137.400 punti. Complimenti Samuel. E anche ad Andrea Filotto, complimenti. Il secondo posto è un grande, grande risultato, 125.060, il derby in casa Malo. Beh, Andrea, fatti offrire da bere adesso, è da Samuel come minimo. Foto tutti insieme con Mister Gallo, perché non so se vi ricapita questa magari fortuna. No, non si sa. Sai tu, cosa... Non si sa mai. E grazie Mister Gallo, ti liberiamo. Grazie, però mister. Restate un attimo qui. Tutti i palloni d'oro vengono su, aspetta, che facciamo... perché dobbiamo... Sì, assolutamente. Dobbiamo farci raccontare però un po'. Non vorrei che scappassero. Preallerto i Preallerti tutti i palloni, d'oro, poi a sedere sul d'argento, di palco, bronzo e mentre delle Anna vecchie glorie. ruba 2 battute a Samuel. Samuel, finiamo la serata con questo premio. Sei giovane, hai un futuro davanti. Cosa significa per te questo premio? Allora vorrei ringraziare tutti intanto, è molto importante per me questo premio, sono veramente contento e sicuramente è un bel riconoscimento che mi porterò avanti per tutta la vita. Senti, uno scontro tra l'altro in famiglia, il Malo ha portato anche sul podio una vecchia gloria, quindi una società che vi sta seguendo, quindi ti chiedo l'anno prossimo cosa si fa? L'anno prossimo sì, credo di restare a Malo, sì, è un ambiente veramente bello, pochi ce ne sono come a Malo, mi trovo bene, mi trattano bene e questo secondo me è veramente importante. Grazie, complimenti ancora Samuel Mustafa. Grazie Anna, complimenti ai 3 palloni d'oro. Richiamiamo per la foto finale i palloni d'argento e di bronzo e le vecchie glorie per questo gran finale. Siamo veramente ai saluti conclusivi
Evviva il calcio vicentino. Arrivederci. Andate pure avanti. Avanti ragazzi, andate. Pallone d'oro, presentato da Videotecnica, Y Sport, Centurion, Fax, Luxin.